Nuova voragine a Campalto in via Gobbi, oggi come 20 giorni fa ha ceduto di nuovo la strada formando questa grossa buca. Il cedimento dopo il passaggio di un bus carico di persone verso le 6 del mattino a ridosso del cantiere per il passante. Non so neanche a me cosa che pensa, sai, perché qualche giorno ne faccio tutte le case. Ha paura che la casa crolli? Altro che. Hai proprio il cantiere attaccato a casa? Sì, E come si vive col cantiere attaccato a casa? è un po' non bene più che altro ci sono tante vibrazioni, si sono spostate le foto da dentro le cornici, dentro casa. Come disastrata questa strada, peccato perché è già la seconda volta che capita questo incidente, non dico tanto piccolo proprio. Strada nuovamente chiusa al traffico tra disagi e incidenti in diretta e tra i residenti c'è chi denuncia la casa comincia a presentare segni di evidenti crepe e non soltanto. Ad esempio le controfinestre hanno tutte le viti che si mollano, cose del genere. Però dicono che sono cose naturali che possono accadere nel tempo. Il cedimento perché sembra si sia scavato troppo a ridosso della falda acquifera. Secondo me non bisognerebbe più scavare, qui è pieno di falde. La gente da piccola scavava per trovare l'acqua come gioco, per cui è inutile scavare. È proprio inutile la strada.